Allora, buonasera a tutti, a nome dell'Istituto Veneto. Purtroppo il Presidente, o anzi, non è purtroppo, il Presidente si scusa, non è qui con noi, ma per una ragione molto bella, e cioè è a Roma. Domani il Presidente Mattarella gli conferirà il premio Chabot dell'Accademia dei Lincei, per cui ci uniamo, penso, tutti quanti nel fargli molte congratulazioni. Ecco, allora io vi porto il saluto e cominciamo i lavori e cedo la parola al professor Milanesi che molto gentilmente ci ha concesso la sua presenza e anche la sua presidenza. Grazie per l'onore che mi viene fatto, è un piacere per me essere qui e credo di non avere particolari meriti per svolgere questa funzione di chairman e tenere queste poche parole di apertura a questo convegno, se non il fatto che sono stato successore di Anti sia alla presidenza di facoltà che in rettorato. E credo a questo proposito di dover ricordare un piccolo episodio che ci riporta davvero a tanti anni fa. Nel 1989, io ero stato eletto preside da poco, ero non ancora quarantenne, e il professor Sartori, Franco Sartori, mi avvicina e mi dice: preside, guarda che quest'anno è il centenario della nascita di Carlo Anti. Beh, dico, facciamo una giornata di studi. L'ho ringraziato perché a me la cosa era sfuggita. Primo consiglio di facoltà utile, presento questa prospettiva e si apre, qualcuno dei presenti lo ricorda, una vivace discussione. Perché Anti era stato lettore fascista. Probabilmente io ho lasciato che la discussione si svolgesse finché è arrivato un collega, neanche tra i più autorevoli, se posso dire così, non è più tra noi, il quale si è alzato dicendo: caro preside, credo che sia opportuno attendere i 100 anni dalla morte per poter fare un convegno su Carlo Anti. Confesso che la giovanile intemperanza mi fece montare quello che Platone avrebbe chiamato il zymos, e quasi sbottando ho detto pressoché testualmente: cari colleghi, se non abbiamo il coraggio di fare i conti con la nostra storia, quasi 50 anni dopo che certe vicende si sono compiute, credo che possiamo vergognarci. Il convegno lo si fa, mi prendo tutte le responsabilità, e nacque da questa intemperanza giovanile la giornata che si svolse effettivamente e che credo in qualche modo abbia, poi gli atti sono stati pubblicati dal Centro per la Storia dell'Università di Padova, credo che sia iniziato da allora un percorso di rivisitazione del pensiero e dell'opera e del lavoro di Carlo Anti. Nel saluto che il rettore Bonsembiante rivolse allora ai partecipanti a questa giornata, che poi in realtà fu una giornata padovana, una veronese, una veneziana, quindi fu un convegno importante, che cercò di mettere a fuoco molti degli aspetti del pensiero dell'opera di Anti, parole che meritano di essere rilette. Sono trascorsi ormai 50 anni dagli eventi che lo hanno visto protagonista e la sua azione va considerata oggi con la severità degli storici e con la serenità di giudizio che essi hanno sempre l'obbligo morale di avere. Ciò vale tanto più quanto più forte è il rischio di un coinvolgimento emotivo nella considerazione di uomini e di fatti troppo lontani da noi per poter essere detti contemporanei, ma non ancora consegnati del tutto alla memoria storica in modo da scongiurare il pericolo che un discorso su di essi possa suonare come verdetto di sommaria condanna o di postuma assoluzione. Faccio mie, anzi rifaccio mie queste parole perché sono stato onorato dal rettore Bonsembiante che mi ha chiesto spesso di fargli da ghostwriter, e quindi ho il ricordo vivo di quella giornata e di queste parole, e credo che il lavoro svolto allora, importanti relazioni sono raccolte in quel primo volume che è uscito poi nel 92. Angelo Ventura, pianto collega di storia contemporanea,
tenne una bellissima relazione, consegnata appunto negli atti, allegando quel documento a mio parere straordinario che sono le consegne del rettore uscente Carlo Anti al rettore subentrante Concetto Marchesi, fortunosamente conservate nell'archivio storico della nostra università, datate 7 settembre 43, un documento che meriterebbe di essere riletto, per molti aspetti davvero lungimirante. Da allora sono passati quasi 30 anni. Nel frattempo è quantomeno opportuno ricordare la pubblicazione di un importante lavoro che uscì nel 2008, Il miraggio della Concordia, una raccolta di atti, di archivio, che documentano il cantiere università, già dal Piazza nel primo nel saggio che ha consegnato al volume del 92 vi aveva fatto ampi cenni. Ma qui, oltre agli atti, ci sono alcuni saggi importanti, a quello di Martanezzo, a quello di Franco Bernabei, che inquadra molto opportunamente il momento storico in cui Anti diede questo impulso straordinario alla riedificazione delle antiche case di Minerva, come recita una lapide nel cortile nuovo del Palazzo del Bo, coinvolgendo alcuni tra i più importanti attori dell'arte contemporanea, architettura e non solo, pittura, scultura di quel periodo. Con un piccolo gioco paronomastico, dice Franco Bernabei, il titolo di questo importante volume ebbe in Irene Nene Favaretto una ispiratrice, mia prorettrice, prima donna prorettore all'Università di Padova, quindi lo ricordiamo con gratitudine e affetto. Il titolo di questa raccolta di saggi, appunto col piccolo gioco di cui si diceva, prende spunto da una celeberrima frase di Bottai che parlava del coraggio della concordia. Risultante, cito le 2 righe da cui il titolo è stato mutuato con la modifica di cui dicevo, risultante di quel nutrito amore all'arte e alla patria, è mezzo indispensabile per imporre il primato spirituale degli italiani di Mussolini. Ecco, in queste poche righe credo ci sia gran parte di quella che è stata l'ispirazione di Carlo Anti nella sua azione di intellettuale, di studioso, ma anche direttore dell'università. Giustamente Franco Bernabei annota che sarebbe insensato negare al rettore lucidità e sconfinato amore per il suo Ateneo tali da portarlo a scelte coraggiose. E di scelte coraggiose Anti ne fece più d'una. Già Angelo Ventura ricordava giustamente come cingendosi a lasciare il rettorato, Anti suggerisse la terna per individuare il suo successore, non solo Giuseppe Gola non compromesso con il regime fascista, ma addirittura un esplicito oppositore del fascismo, quale Egidio Meneghetti. E nella nota che accompagnava questa individuazione si capisce chiaramente che Egidio Meneghetti era la figura a cui Anti pensava come a proprio successore. E merita di essere ricordato questo fatto perché vale la pena di non sottovalutare, per capire la complessità del personaggio Anti, l'atteggiamento che ebbe nei confronti di colleghi dichiaratamente antifascisti, cominciando dal fraterno poi amico Manara Valgimigli, che difese ripetutamente. Manara Valgimigli aveva firmato il Manifesto Croce, come tutti ben ricordiamo, romagnolo sanguigno, oltre che grecista
di altissimo livello, che fu chiamato nel 26 a Padova, quando Anti era preside, proprio con un fattivo intervento di Anti e di Emilio Broderero. Da lui, rettore fascistissimo, forse certi atteggiamenti non ce li saremmo aspettati, come quando difende appunto con una relazione nel 1932 al prefetto di Padova l'amico Valgimigli, dicendo è un romagnolo un po' bizzarro e la sua presa di posizione contro il regime non è certa, se non ho la citazione esatta, da inquadrarsi secondo categorie politiche, ma quanto piuttosto per un carattere e uno spirito che appunto rimanda alla terra di Romagna, terra del duce, fra l'altro, formazione socialista, come è ben noto. Ventura ricorda giustamente come nel suo saggio Anti aveva dichiarato, cito, non dovessi tener conto nelle chiamate del fatto che i candidati non fossero iscritti al Partito Nazionale Fascista, o anche avessero firmato il Manifesto Croce o comunque avessero fama di antifascisti. È una contraddizione, se vogliamo, nel personaggio che nota, che connota anche, nota in un senso davvero singolare anche la sua posizione dopo la sciagurata introduzione delle leggi razziali del 1938, quando Anti da un lato si schiera dichiaratamente, convintamente nella relazione di inaugurazione dell'anno accademico 38-39 a favore delle leggi razziali, ma si impegna poi in maniera decisa a favore di Marco Fanno, di Donato Donati, di Bruno Rossi, che poi emigrerà negli Stati Uniti, e di Tullio Terni, chiaramente esposti alle epurazioni derivanti da queste leggi razziali. Nella sua responsabilità di rettore, scrive ancora Angelo Ventura, depositario e custode della tradizione di autonomia dell'università, ne difendeva la sfera più elevata e gelosa del sapere scientifico e dell'altra cultura, mentre per converso, intendendo la funzione civile e patriottica della scuola e della cultura, si faceva fedele interprete e convinto della politica e dell'ideologia del fascismo nelle manifestazioni ufficiali e nelle iniziative culturali, educative e politiche rivolte agli studenti, quasi fossero sfere distinte, se non proprio separate. E certo in questa apparente contraddizione si scorge anche un modo più intelligente e serio, più duttile ed efficace di attuare una politica volta al coinvolgimento del corpo accademico e guadagnare il consenso degli intellettuali in un modo però che era nello stile dell'uomo e nella sua personalità complessa e nasceva da una disposizione dello spirito nella quale il retaggio di antichi valori radicati nella comunità universitaria si fondeva con l'intima convinzione della superiorità alla lunga ineluttabile delle proprie idee. Ecco, il coraggio della concordia qui diventa davvero un miraggio, in senso molto più puntuale, molto più puntuale. Non è qui il momento, io davvero pochi minuti per queste parole di introduzione, per analizzare più a fondo la personalità di questa figura che si riflette nelle sue scelte anche come rettore, a segnalare forse due aspetti. Il primo, per usare un linguaggio del linguaggio curiale, soprattutto della Chiesa post-conciliare, Anti ha sempre saputo distinguere l'errore dall'errante. Ha sempre, spesso, saputo far prevalere gli aspetti di personale amicizia e stima, scientifica, umana, personale, rispetto a quelli dell'opzione ideologica. Non sarà ricambiato sempre da tutti negli anni dell'epurazione post-liberazione in questo suo atteggiamento. Secondo punto, per Anti ci sono, a mio modo di vedere, alcuni valori di fondo che segnano, direi, una dimensione, un orizzonte che va al di là delle differenze. Le parole di Ventura ricordate poco fa lo testimoniano per ciò che riguarda la libertà accademica e il ruolo dell'università, ma è soprattutto il concetto di patria, che in un intellettuale che aderisce al fascismo da una provenienza nazionalista, di adesione al partito nazionalista, e non fu favorevole alla confluenza del partito nazionalista nel partito fascista, votò contro,
votò contro. Franco Bernabei fa molto opportunamente notare come appunto Anti sia stato capace di farsi, cito, parole di Franco, difensore di valori di uno Stato che è tale perché è portatore di quella sacralità e continuità storica su cui si fonda la sua identità con la nazione. Ecco, questa trimurti di concetti, Stato, nazione e patria, vanno tenuti insieme nel considerare il lavoro e l'azione che Anti ha svolto nei lunghi anni in cui fu non solo rettore, ma anche poi responsabile di una straordinaria ricchezza del nostro paese come direttore generale durante la Repubblica Sociale Italiana, e l'opera sua è probabilmente l'opera sua di quegli anni, oggetto anche del convegno di oggi. L'altro fatto intercorso tra il 90 ed oggi è la pubblicazione dei diari di Carlo Anti da parte di Girolamo Zampieri, operazione discutibile e discussa nella sua prima fase in cui sono stati pubblicati con estrapolazioni parti dei diari e commentate. Meritoria la fase successiva in cui è stata invece resa nota la trascrizione integrale dei diari di Anti, che Anti tenne tra la primavera, il marzo del 43, fino alla fine del 48. È un'operazione mossa questa da un intento, direi scopertamente, ma anche legittimamente apologetico, forse meglio ancora risarcitorio come atteggiamento nei confronti di un uomo che non è riconducibile semplicisticamente a un cliché banalizzante che ne condanna senza appello l'opera e ne scolpisce in modo forse eccessivamente riduttivo la personalità come quella del rettore fascistissimo. Anti fu sicuramente anche quello, ma fu anche qualcos'altro. Fascista di fede e studioso di rango, dice Angelo Ventura, secondo le sue parole, ma anche appunto responsabile di un patrimonio artistico in anni terribili, oltre che rettore di grandi capacità e dedizione alla causa della grandezza della sua università. E domani ne parlerà Piero Del Negro da par suo di anti-rettore. Nei diari appare però anche un anti-uomo, persona privata, non solo uomo pubblico. Bello leggere quanto a notte il 31 dicembre del 1948 si presenta al concorso per il premio ai Lincei di archeologia del 49. Con umiltà, con grande senso di rispetto per un'istituzione che non lo aveva certo trattato bene. Vorrei concludere leggendo pochissime righe che Irene Favaretto scrive alla conclusione dell'introduzione a un catalogo di una mostra fatta nel 2006, Pittori di muraglie, ricordando l'attività maestri dell'arte pittorica italiana che hanno appunto decorato il Liviano, Campigli, ma anche il Bo. Quando entrai all'università, l'eco di quegli anni, gli anni in cui Anti era stato attivo come rettore, come operatore culturale in senso stretto, era ormai spento. Anzi, su di essi era calato il pesante sipario della storia recente. Avevo conosciuto casualmente Carlo Anti al mio esame di maturità, dove era presidente di commissione. Questo incontro fu determinante per la mia scelta di studiare archeologia. Mi laureai con Anti quando era ormai alla vigilia della pensione, ma in lui potei ugualmente riconoscere ed apprezzare un raro equilibrio umano, una grande disponibilità all'ascolto, spontanee capacità comunicative e una profonda cultura che trasmetteva valori essenziali più che nozioni. Queste le parole di Nene Favaretto. Il convegno di oggi dunque è un evento importante per la storia non solo personale di un uomo, che ebbe indubbiamente un ruolo rilevante nella cultura e nelle vicende politiche dell'Italia del Novecento, ma anche per l'Università di Padova e per il Veneto, un uomo a cui forse dobbiamo un po' più di quanto si possa pensare, partendo dalla premessa che la storia la scrivono i vincitori. Ma per lo storico vero, che si dedica alla ricostruzione oggettiva, concetto limite, come ben sappiamo, ideale regolativo kantianamente, e per fortuna il fascismo di cui Anti fu sostenitore sta dalla parte dei vinti.
Lo dice uno che è stato rettore dell'Università, medaglia d'oro dell'Università, orgoglioso di esserlo stato. Unico rettore a cui è stato chiesto di tenere il discorso ufficiale il 25 aprile in carica nel 2007. Lo storico vero non coltiva la damnatio memoriae, si impegna alla ricerca di una verità che, come dicevo, è ideale limite per dare un futuro che, come si suol dire, di chi ha un passato. L'Università di Padova ce l'ha questo passato, la cultura italiana anche, per fortuna. Ci auguriamo che sull'onda di quel passato il futuro che ci aspetta sia degno di quel passato stesso. Buon convegno e grazie.